tutti, benvenuti a questo appuntamento sul suolo e paesaggio, attuale e futuro. Con questo presente i nostri relatori sono Paolo Pilei, che è del centro, e Chiara Visentini. Io sono Andrea Ellero e qui rappresento il Ponte Los Mestre, la bottega del commercio eco solidale, che ha contribuito in modo determinante all'organizzazione di questo evento, grazie soprattutto a Nicoletta Zanon, che è la nostra responsabile cultura. E questo incontro lo inseriamo anche nel progetto di Veneto Eco, della Regione Veneto, dal titolo Eco Solidale, l'altra faccia del clima, quindi anche altra economia ci dà una mano e ci aiuta a trovare anche il relatore Paolo Pilei. Due parole sul perché questo tipo di intervento è stato curato da una cooperativa per il commercio equo e molto brevemente è naturalissimo per chi si occupa di commercio equo avere un'attenzione particolare per l'ambiente, e questo è sempre stato da quando esiste il commercio equo, perché in modo naturale ci si occupandosi degli aspetti sociali del commercio, ci si occupa anche di quale sia l'ambiente nel quale i lavoratori si trovano ad operare, quindi un'attenzione all'ambiente è del tutto naturale e non solo, ma in questo periodo l'attenzione sta tornando ad essere anche esplicita. Lo vediamo per esempio nel nostro più grosso importatore, che è altro mercato, che si sta impegnando in modo esplicito proprio in questi ambiti. Paolo Pilei ci parlerà dell'intelligenza del suolo, il suo libro L'intelligenza del suolo, piccolo Atlante per salvare dal cemento l'ecosistema più fragile, che è un libro sorprendente, nel senso che sorprende la mia personale ignoranza, ha sorpreso la mia personale ignoranza. Io sono sempre stato attento ai temi ambientali, non come mestiere, ma come avanzato dilettantismo, e mi sono sempre sorpreso per esempio dall'ignoranza che non ci fa distinguere, molte persone fanno fatica a distinguere un abete da un larice in montagna per esempio, e un'ignoranza che non viene sulla quale della quale qualcuno è anche orgoglioso, mentre non è mai orgoglioso chi è ignorante in temi di storia, di politica, in modo più esplicito. E io sono rimasto sorpreso la prima volta in modo importante dai libri di Voltaire o per esempio di Mancuso sugli alberi, sull'intelligenza degli alberi, o di Sheldrake sull'intelligenza dei funghi, ma quando leggo il libro di Pilei per la prima volta mi accorgo che sono ancora molto ignorante, e mi sono accorto anche dell'amore che ci può essere per il suolo leggendo questo libro, come Paolo Pilei ci fa anche sentire, credo, il profumo in qualche modo del suolo. Mi sembrava, leggendo soprattutto le prime pagine del libro, che sono quelle più secondo me più fatte col cuore, poi c'è qualcosa di un po' più tecnico, no? Ma mi pareva proprio di sentire il profumo della terra, credo ci racconterà qualche cosa su questo suolo così sottile ma con uno spessore importante, e che lui definisce come intelligente e della bellezza proprio in questo suolo. Ecco, questo tema viene affrontato da Chiara Visentini in modo secondo me un po' più macro, più attenta in proporzione a quelli che sono gli aspetti paesaggistici
politici, e un architetto del paesaggio, insomma, soprattutto. E questi temi, sia dal punto di vista micro, il suolo, che un po' più macro, il paesaggio, sono dei temi che sono, come dicevo, ignorati dalla maggior parte di noi e dalla politica soprattutto. E quindi poi magari chiederei verso la fine della loro presentazione se ci fanno un piccolo commento sulle colline del Prosecco, questa zona che so che già ne ho parlato prima con loro, che sarà uno stimolo, speriamo che si mantengano dentro i ranghi come commenti. Ecco, a questo punto lascio la parola, direi, a Paolo Pineri, poi loro si scambieranno un po' le voci. Grazie. Grazie. No. Questo glielo vediamo subito, anche magari questo. Grazie. Beh, questo di funzione è meglio. Accidenti, grazie dell'invito, grazie della presentazione, grazie a Illero, a Zanon, che abbiamo discusso anche il titolo. Io partirei dal titolo, ecco, perché mi piace il titolo, ma degli interventi, non tessera della politica. Quale futuro con questo presente? Cioè, quale futuro con questo presente? Nel senso che se vogliamo vedere davanti senza vedere l'oggi è complicato, come si fa? Non è possibile. Un'estate come questa, no? 70 eventi estremi in 30 giorni, 70 eventi estremi in 30 giorni, no, in 60 giorni, non al giorno. Cioè, ci svegliavamo la mattina e c'era una frana, c'era un'alluvione, c'era un incendio, avete presente, no? Cadore, Sicilia, Bardonecchia, Fresù, Romagna, maggio, ma poi c'è stato, come dire, ecco, è un presente, e questo è il presente, e lo sarà anche domani e dopodomani. Ecco perché, però, la grande domanda, che è la domanda che si faceva Tina Merlin, visto che esattamente fra un mese ricorderemo, e voglio proprio vedere cosa diranno i politici veneti, che saranno, voglio sperare, voglio neanche pensare che non siano a Longarone, ci vedrà i 60 anni di quella tragica e voluta tragedia, intendiamoci, perché Tina Merlin sul libro La pelle viva spiega che non è un fatto imprevedibile, come purtroppo poi fu detto anche da alcuni Presidenti della Repubblica disastrosamente. Allora, quindi in quelle circostanze, per non perdermi, Marco Paolini e Maolini, giusto Marco Paolini, non vorrei sbagliare i nomi e cognomi, io sono un po' anziano, dice: ma che cosa ci ha insegnato quella roba lì? Cioè, noi oggi siamo persone diverse dalla lezione del Vajont, siamo persone diverse oggi, 9 settembre, dopo 70 eventi estremi sulle spalle di quest'estate. Cioè, se siamo persone diverse, riusciamo a disegnare un futuro, a cominciare a provare a alzare la mano e dire: scusate, ma forse il futuro va disegnato in modo diverso. Cioè, se i fatti del presente non riescono a insegnarci nulla, dobbiamo innanzitutto interrogare noi stessi. Non è possibile che siamo così sordi? Perché non ci incazziamo? Come è possibile che non ci incazziamo? Perché bisogna incazzarsi, perché la politica è fatta anche di indignazione, di una grande energia rivoluzionaria. Quindi i giovani fanno bene a scrivere con le cose cancellabili che sono incazzati, fanno bene a fermare il traffico, fanno bene a indignarsi su queste cose, e mi spiace vedere la nostra generazione che timidamente dice: no, non dovete, perché io adesso avevo fretta con l'auto a diesel e mi avete fermato. Non sanno più che pesci prendere, poveretti, e quindi fanno delle cose anche al limite. Ancora poco si fa per il suolo, che è poi oggi il protagonista, perché questa regione, che è una regione mangia suolo, è la seconda regione in Italia per cementificazione, da molti anni riesce a, prima la Lombardia,
qui da dove io arrivo. Io insegno al Politecnico di Milano, noi siamo sempre top di tutto, siamo top anche del consumo di suolo, con più di 880, anzi facile da ricordare perché 883, la Lombardia è anche marketing sempre, no? Per cui vuole anche trovare un numero della cementificazione annua che sia facile da ricordare. Quindi 883 come l'ex complesso musicale, e quindi oltretutto 3 cose, ettari, un ettaro su 10.000 metri quadri, quindi stiamo parlando di centinaia di migliaia di metri quadri che ogni anno vengono cementificati. E come dicevo, in Romagna, dove mi hanno ritirato la carta d'identità per entrarci, quindi devo fare decisioni stranissime e poter raggiungere, non so, l'Adriatico per dire, dicevo che l'alluvione che c'è stata a maggio non è stata causata dal consumo, dalla cementificazione, ma è sicuramente stata, gli esiti sono stati sicuramente peggiorati. Sono stati sicuramente peggiorati dalla cementificazione. Guardate questo, è troppo veloce, questa è cortina, vedete, la cortina non è in Veneto, non ce ne frega niente. Ah, è Veneto, non poi davanti, ero convinto non fosse il Veneto. Eccolo qua, vedete questo schema? Uno schema molto semplice, che però fa arrabbiare molto la politica questo Film Festival così, perché è uno schema semplicissimo che noi raccontiamo agli studenti da sempre. Diciamo, guardate che se un suolo è libero, un prato, va bene, quando piove parecchia di quell'acqua si infiltra nel terreno, insomma tutti noi lo sappiamo, è evidente, no? Si infiltra nel terreno, attenzione, ci sono 2 tipi di infiltrazione. Non vi annoio con delle lezioni, per carità, profonda, vedete la frecciolina che va giù in fondo, che va nella falda, di cui più o meno tutti noi sappiamo, la falda è importante, la falda, vediamo, bla bla bla. Ma attenzione, c'è un 25% che rimane nella terra. Allora, quello che rimane nella terra è fondamentale, siccità. Le piante non ciucciano l'acqua dalla falda, la falda è profonda, mica ci arrivano in fondo. Figuriamoci se ci arrivano, prendono l'acqua che rimane intrappolata in questa meravigliosa materia che è il suolo, che è una grande spugna, dove l'acqua rimane appiccicata, adesa, come un adesivo, nei suoi buchi, nelle sue porosità. Quindi tantissima acqua rimane nei suoli, va bene? Se l'acqua andasse tutto giù nella falda sarebbe una tragedia, vediamoci. Man mano che mi sposto verso destra, ovvero cementifico, vedete che le freccioline verso il basto si smagriscono tantissimo, come molti di noi vorrebbero fare. E diventano 5, ecco 5 rispetto a 25, 5 volte di meno, è tanta roba. E la frecciolina che c'è sulla superficie da 10 diventa 55, 5 volte di più. Quindi vuol dire che quando piove o esonda, quando piove, vuol dire che se io cementifico, se io rendo più impermeabili i suoli, l'acqua aumenta in superficie di 5 volte. E quando l'acqua aumenta e scorre, tutti noi lo verifichiamo nel lavandino di casa quando ci laviamo i denti, corre, giusto, corre, e porta via tutto. E più acqua c'è, più massa c'è, più porta via, e più energia ha. E allora è evidente che se io continuo a trattare il territorio a pezzi di cemento e faccio della betoniera il mio programma politico, come purtroppo fanno destra e sinistra, vediamoci, disastrosamente, se io faccio del mio programma politico la betoniera e continuo a dire che lo sviluppo di un paese sta nelle infrastrutture, sta nelle pedemontane, sta nelle Olimpiadi, sta in tutte queste cose qua, e non faccio i conti col fatto che queste cose qua producono degli impatti che sembrano una piccola cosa, ma ricordiamoci sempre che l'impatto ambientale è cumulativo, va bene? La cosa che io faccio nel mio giardinetto a Mestre si somma con la cosa che faccio nel giardinetto a Padova, che si somma con la cosa che si faccio nel giardinetto a San Vito di Leguzzano, che si somma con la cosa che faccio a Chioggia e così via, e la somma fa il totale, il disastro.
684 ettari in un anno il Veneto, 200 ettari in Lombardia, quindi non ci prenderete mai, ma è pazzesca questa cosa, è pazzesca. Nonostante siano regioni, l'Emilia Romagna è la terza regione in Italia per consumo di suolo con 660 ettari, mi spiace molto al Presidente probabilmente dell'Emilia Romagna di essere terzo e non secondo, perché o primo addirittura, e pensate che tutte queste tre regioni si vantano, politicamente parlando, festival della politica, si vantano di avere tra le prime in Italia una legge sul consumo di suolo. È l'ipocrisia, capite? È la manomissione dei concetti, il ribaltamento dell'ovvietà. E quindi si vantano di avere un presente forte con cui andare nel futuro, ecco il titolo della nostra chiacchierata. Abbiamo una legge, la risposta in questo momento sta dando l'Emilia Romagna, che il 7 agosto scorso, in una calda giornata di agosto, la giunta regionale inaspettatamente ha fatto un provvedimento nel quale dice sostanzialmente, anche se oggi viene negato, dice sostanzialmente che le valutazioni ambientali strategiche non deve farle più l'agenzia ambientale. Cioè, è come se l'acqua non deve essere più trasportata dall'acquedotto, no, la facciamo trasportare dai carrozzieri. Ma perché? Questi non sono capaci, sanno mettere a posto le carrozzerie, ma non sanno portare l'acqua. Perché devo farlo? Perché non devo farlo? Capito? Non ho fatto questa cosa. E la fa una regione che emblematicamente in Italia ha ricevuto la più grande alluvione degli ultimi 70 anni, dopo il Polesine, dopo il 61, scusate, 56, 71, dopo gli ultimi 60 anni ha ricevuto la più grande alluvione disastrosa, 9 miliardi di danni, 12 morti. 9 miliardi di danni sarebbe l'intera cifra che ogni anno avremmo bisogno per sistemare perfettamente l'Italia dal punto di vista del dissesto idrogeologico e non avere questi disastri se noi spendessimo questa cifra, va bene? Ed è già tanta. Adesso la dobbiamo spendere per un ombelico del mondo, con tutto rispetto, che è la Romagna, la quale è leader, la provincia di Ravenna è in Romagna, la seconda provincia del consumo di suolo. La città di Ravenna è la prima città dopo Roma capitale per consumo di suolo nell'ultimo anno. Quindi è chiaro che Houston abbiamo un problema e nel frattempo ci si chiede come è possibile che una politica riesca a depotenziare l'unico strumento che noi oggi abbiamo, spuntatissimo, sottilissimo, mal usato come viene mal usato in Veneto, che è la valutazione ambientale strategica. Cos'è la valutazione ambientale strategica, per intenderci? È uno strumento voluto dalla Comunità Europea e quindi non piace a una certa parte politica, tutto quello che è marchiato non ci piace. Ma cos'è importantissimo invece? Perché è un atto, è importantissimo se lo usi, chiaro, la bicicletta è importante se la usi, se la tieni in cantina siamo fisce, non serve. Quindi se la usi bene serve, se non la usi non serve, se la usi male sei un bip. Cosa serve la valutazione ambientale strategica? Serve che nel momento in cui l'ENO fa il piano urbanistico di Next, noi sappiamo che quando lui fa i piani urbanistici è una betoniera, capito? Allora, cosa succede? Succede che il comune di Next è obbligato a nominare un soggetto terzo, che invece è Paolo Pirelli, che va a verificare, mentre lui scrive il piano, cosa sta combinando. Mentre, non dopo, perché dopo l'ha già fatto, è difficile fargli cambiare idea, lo sappiamo, poi è duro, è difficile. Allora mentre scrive trasformazione del suolo e lo si ferma, ecco. È chiaro che questo meccanismo è molto importante e potrebbe funzionare se è fatto da un soggetto che è diverso da lui e se viene fatto da un soggetto che è competente e non il carrozziere che porta l'acqua, no, quello fa l'altro mestiere. Allora vedete che se tu lavori al fianco dei concetti e li erodi, non è che erode si chiamava così per caso, e li erodi, li smagrisci, li graffi, li sgretoli, li graffi, li porti via pezzi, un pezzo alla volta, magari lo fai ad agosto, che tutti noi siamo a
accaldati, stiamo da qualche parte a prendere sul fresco, ecco, così non ce ne accorgiamo nemmeno, e piano piano questo meccanismo, ultimo meccanismo di controllo sul consumo di suolo finisce. Tecnicamente esiste, burocraticamente esiste. Questa è un'altra delle mosse della politica negli ultimi anni, lo vedo da osservatore delle cose ecologiche, che non è che le toglie, non è sgraziata la politica, non le toglie. Fa come in inglese si dice nibbling, cioè vedete gli uccellini quando cominciano, non so se avete provato una mela, la mettete lì, la picchiettano e tolgono pezzettini alla volta e tu la vedi ancora la mela, poi il giorno dopo la vedi ancora la mela, ma è ancora un pochettino più picchiettata, poi alla fine dopo un anno tu torni lì, la mela non c'è più. Dici, ma è possibile? Eh sì, è possibile, perché se ogni giorno togli un pezzo. E così capita il suolo. Come il suolo si deposita, come il cemento, scusate, si deposita al suolo poco alla volta, e tu pensi che sia giusto, perché è giusto costruire un ospedale. Certo che è giusto costruire un ospedale, ma perché devi costruirlo al posto di un prato? Ma farlo in una dismessa. È giusto dare la casa alla gente, ma ci mancherebbe. Certo, allora organizziamoci per costruire una politica degli affitti migliori, ma perché dobbiamo costruire su aree vergini? Non si capisce. È giusto costruire una strada? Ma vediamo, ne abbiamo talmente tanti, forse oggi dovremmo capire che non dobbiamo usare l'auto, non dobbiamo usare altro, forse non ha nemmeno senso costruire una strada e così via. Ha senso costruire un parcheggio interrato di fianco a un palazzo di origine medievale ma anche precedente come nel centro di Piacenza, 250 posti interrati, ma vuol dire che vuoi far arrivare la gente in centro in auto? Ma che senso ha? Non ha senso, non ha più senso. Ma il progetto pronto, il PNRR ce lo finanzia. Vabbè, ma se il progetto è pronto ed è un progetto di 20 anni fa, può essere un'enorme cazzata oggi. Fine, non è che perché hai un progetto pronto, non è perché hai un vestito che hai comprato 30 anni fa oggi è di moda. Ma chi lo mette un vestito comprato 30 anni fa? Ma no, se già hai parlato, non funziona. Eppure oggi questa cosa accade. L'ultima cosa che dico poi, lascio la parola chiara, è che manca una questione che secondo me è fondamentale nella politica per quanto riguarda i suoli, è la loro conoscenza. Prima Lero parlava dell'intelligenza delle piante. Io credo che sì, ci sia anche l'intelligenza delle piante, però in natura c'è un concetto che non è chiaro alla politica, che l'intelligenza è degli ecosistemi e delle relazioni tra la pianta e il suolo e i batteri e i funghi. Cioè il fungo da solo muore, la pianta da sola muore, la pianta nel suolo vive, ok? Il batterio sulle radici vive perché prende il glucosio dalle radici, zucchero, glucosio fatto di carbonio la pianta lo prende dall'atmosfera, fotosintesi clorofilliana. La pianta è un grande zerbino che prende carbonio dall'aria piena di CO2, clima, gas climalteranti, lo porta nelle radici, lo scambia con i funghi e i batteri, in quella roba lì che vedete i capelli dei cugini di campagna, vedete quella roba lì si chiama rizosfera, micelio, pieno di funghi ma non i champignon, non i porcini, ma sono dei fili che sono 50 volte, 20 volte, 50 volte più sottili delle radici, e quindi si infilano dappertutto e prendono azoto e potassio, la ciccia, la pappa delle piante. E siccome lì sotto fanno politica, lì sì che fanno contratti, alleanze, scambi, e fanno della politica pazzesca di sotto, è un laboratorio politico la rizosfera, ma quello vero, cioè tu dai il glucosio a me, io do l'azoto a te, e siamo contenti, non ci rompiamo le palle per la vita, per la prossima vita, e così facciamo da milioni di anni, e viviamo bene e felici tutti quanti. Cominciamo ad avere dei problemi di vita quando l'inquilino del piano di sopra rompe un po' le palle, con le sue betoniere, le sue strade, i suoi FAS, le sue glifosate tra una spalla e l'altra del prosecco, queste robe qua. Allora lì noi cominciamo a soffrire un pochino,
non funziona più la macchina, questo laboratorio meraviglioso. Questa è intelligenza. Ricordiamoci sempre che nel momento in cui spezzettiamo la grande relazione della natura, noi stiamo distruggendo l'intelligenza. Quindi il nostro mettere le piante su un grattacielo e dire che questo è figo, certo è figo dal punto di vista architettonico, ma è una cazzata dal punto di vista ecologico. Però la politica piace, perché è attrattivo e disastrosamente attrae anche noi che non abbiamo poi gli strumenti per dire: ma che cazzo stai dicendo? Quindi noi dobbiamo molto rafforzare i nostri strumenti di conoscenza, questo è importante. Siamo un po', come dire, un po' nudi, andiamo in giro un po' nudi, no? E questo non va bene. Quindi da questo punto di vista, intanto la prima colpa ce l'abbiamo noi altri professoroni che spiegano delle cose solo per noi, e questo non va bene. Non va bene. Noi dobbiamo fare molta più disseminazione, molta più divulgazione, distribuire strumenti alla portata di tutti, questo è molto importante, e quindi bisogna robustirsi da questo punto di vista e cominciare ad agire. Prima parlavo con Italia Nostra e giustamente si fanno dei ricorsi, ma anche giustamente bisognerà cominciare a costruire quel tessuto culturale che abbiamo perso, per cui forse la politica si vergogna a cementificare, perché sa di avere davanti i cittadini. Ma che cazzo stai facendo? Lì a me serve per mangiare, il 95% del cibo che mangiamo arriva dalla terra non cementificata, il 99% delle calorie che ne assumiamo arriva da lì, 99% delle calorie. Allora è evidente che se noi non riusciamo a contrapporre con questi argomenti ciò che ci viene sottratto, e diventiamo anche molto spesso più facilmente complici della sottrazione, perché la villetta per i figli e nipoti la vogliamo tutti disastrosamente, capito? E il capannone per lavorare mal pagati in un cacchio di coso che fanno pacchetti dalla mattina alla sera per portarli con degli schiavi a casa nostra sul divano, e averlo in 3 ore un pacchetto che poi lo apriamo dopo 7, vabbè, non ho capito perché devo averlo in 3 ore, questo lo riteniamo giusto. Questo non va bene invece, questo è sbagliato. Quindi questo per dirvi solamente, chiudo davvero, che in realtà la questione del suolo non è solamente una questione ecologica, perché è un ecosistema e non è anche descritto in una legge Veneto che il suolo è un ecosistema, intendiamoci. Ma non è una questione ecologica, è una questione di come vogliamo abitare la terra, di come noi vogliamo stare davanti alle cose. Il suolo, noi possiamo prendere il suolo e come una lente, come un vetrino, guardare la realtà attraverso il suolo, capito? Provare a vedere il futuro attraverso il suolo. E che futuro può essere? Questo è importante. Io ho trovato sempre nella mia ricerca questo come cosa interessante, cioè guardare come fare politica e come fare culture attraverso una radice, attraverso il suolo, attraverso un batterio, perché è loro che ci raccontano tantissime cose, va bene? Chiaro? Grazie maestri, bellissimi. Allora, innanzitutto ringrazio anch'io moltissimo tutti voi. Lascio il microfono a Paolo perché in qualche modo amo i confronti, quindi insomma se gli dico qualcosa e lui vuole aggiungere, sono qui, anzi tutti quanti dovremmo essere qui quasi anche in un contesto più d'arena, no? Cioè dove tutti quanti noi possiamo parlare. Allora, 2 cose, perché volevo riprendere anche un po' quello anzi iniziare da quello da cui Paolo aveva iniziato. Prima cosa, qui c'è il Festival del Cinema, accanto c'è un ponte di 5 km che ci separa e un po' di più per il Lido, e in realtà quel 1963, cioè quei 60 anni di cui appunto si ricordava per il Vajont, sono anche quelli che ci separano da un film molto interessante, Le mani sulla città. Qui vediamo l'inquietante nottola, Lost Tiger, e appunto costruire le immagini. Per me quelle che ho portato possono veramente andare in loop, non c'è problema, perché poi tutti quanti questi temi continuano a riprendersi e
e a rincorrersi purtroppo. Quindi 1963 le mani sulla città, 1963 il Vajont. Il Vajont però è grande. Cosa dicevano qua? È bellissimo, in questo momento vedete quello che è, grandisco un po'. Ultime file, vedete? Chi è che è stato al Festival del Cinema? Chi è che l'ha seguito? Vabbè, ma allora, che stiamo qua a fare? Una sola, meno male, due. Ma hanno ricordato Francesco Rosi? Ma assolutamente no. Non ce lo so, ha vinto il Leone d'Oro. No, è stato quest'anno non è stato garantito, vado a cercare. No, scriviamo un articolo di denuncia. Questa scena qui è molto interessante perché è il sindaco che si rivolge al governo, e come oggi i sindaci che chiedono al governo il PNRR, è uguale, la storia non cambia, e nel chiedere poteri speciali, che oggi noi chiamiamo il commissario, nel chiedere poteri speciali per fare un nuovo quartiere, per convincere il governo come chiama il suolo, e come chiama, cioè dice bisogna costruire, no? Perché lì oggi c'è una squallida estensione di terreno, e voilà, una squallida estensione di terreno. Per dire, no? Come viene demolito il concetto di suolo. È solo un'estensione, invece suolo uno spessore, e non è squallido perché è pieno di vita. Eppure Rosi è stato geniale su questo, infatti mi fa piacere che l'hanno ricordato. Io voglio anche ricordare il commissario oppure le leggi speciali, perché il famoso Vajont, che è stata la grande tragedia, l'8, appunto lo ricorderemo, quindi fra un mese, ma la cosa inquietante è quello che è successo dopo tutti quanti quei morti, perché l'alveo del Piave, pensiamo proprio per questa legge speciale, proprio perché in qualche modo non bisognava abbandonare il paese, proprio perché, come dire, in 15 anni bisognava dare 20.000 posti di lavoro, quell'alveo fluviale è stato completamente, ma assolutamente completamente riempito di aree, di fabbriche, di ambito industriale, ma con un rischio idrogeologico pazzesco, quindi come vedete anche dalle tragedie non si impara assolutamente nulla. E se voi parlate oggi con il sindaco di Longarone, che ovviamente insomma, è molto interessato alla Milano Cortina, dato che è presidente anche della provincia di Belluno, ebbene è talmente interessato invece alle strade, ai nuovi viadotti, stanno ultimando il terzo nuovo viadotto che appunto passa accanto vicino a Longarone per dare un accesso molto più comodo a Cortina, anzi se vedete c'è anche un'immagine di Veneto Autostrade che in qualche modo nelle specifiche parla proprio di un accesso a Cortina, come dire, soffice, comodo, quasi come stessimo parlando di un salotto. Ecco, è questo di cui si parla, cementificare, e tutti quei soldi della Milano Cortina 2026 appunto sono usati per quello. Non c'è una visione, quando si parlava appunto di un'idea culturale, non solo di capire che cos'è il suolo e quindi anche di capire che cos'è il paesaggio, ebbene quella assolutamente manca. Paolo Pilei diceva che la Lombardia è ovviamente la regina, ma noi siamo la regina numero 2, perché appunto il Veneto è il secondo, l'Emilia Romagna è la terza, ma è il secondo come consumo di suolo, ed è una cosa veramente allucinante. Cioè, noi continuiamo a riempirci la bocca di queste parole, però pensare che l'11,9, alla fine il 12% è la superficie appunto nostra consumata, e il posto dove sono io, cioè 2 metri quadri al secondo, continua a essere effettivamente eroso e consumato nel suolo veneto, cioè rendetevi conto di questo, cioè 19 ettari al giorno, 2 metri quadri, il posto dove sono io
Ma quanti secondi sono passati da quando siamo qui così a parlare insieme a voi? Ebbene, sono già stati consumati. Allora, questa cosa probabilmente dovremmo effettivamente capirla e soprattutto anche capire quanto, qualora si rinaturalizzasse, è complicato e il doppio, il triplo, il quadruplo del costo per un'eventuale cosa che effettivamente tendenzialmente non si fa, rinaturalizzare quello che noi abbiamo consumato. Allora, per me è molto interessante il paesaggio e soprattutto il paesaggio tenuto e manutenuto, nel senso che quando si parla effettivamente di consumo del suolo non è solo quello che io cementifico, ma quello anche che io uso male. E allora ci sono moltissimi altri ambiti di consumo del suolo, ad esempio anche nell'agricoltura, ad esempio anche nelle cave. Considerate che le cave nel Veneto, noi siamo sempre i secondi comunque, perché anche nelle stazioni delle cave noi siamo i secondi alla Lombardia, la terza effettivamente è l'Emilia Romagna, ma le cave di estrazione sono un altro elemento, ecco, lì si vorrei arrivare ad un'immagine che per me è assolutamente inquietante, dato che, come dire, ci riempiamo la bocca di essere, eccola qui, di essere non solo una regione, la prima regione turistica, ma che abbiamo le bellezze e che l'UNESCO, come dire, ci coccola e ci ama, non solo per il paesaggio, ribadisco questa parola, culturale delle colline del Prosecco. Ebbene, quella è questa che vedete, spero che la riusciate a vedere, è lo stradone storico di Caemo a Fanzolo di Vedelago. Ebbene, è stato tagliato, ma io lo vedo dall'alto, non lo vedo dal basso perché è tutto coperto da una cortina di essenze, è stato tagliato da quella immensa cava di estrazione, tutto autorizzato. Okay? Questi sono i nostri paesaggi delle ville venete dell'UNESCO, sono circa una cinquantina di ville dell'UNESCO che anche qui continuiamo a parlare di anniversari, no? Che nel 1994, quindi 30 anni fa ormai, prossimamente l'UNESCO li ha dichiarati come patrimonio dell'umanità. Ebbene, questo è il nostro paesaggio delle cave, abbiamo tantissime cave dismesse, quasi 14.000, e questo ci fa capire come è difficile poi rinaturalizzarle. Ci sono due immagini conseguenti, una che è appunto, stavamo parlando di Ravenna, questa è una enorme cava di gesso che voi vedete appunto a Montetondo in provincia di Ravenna, ma ci sono anche quelle cave che sono talmente, come dire, voraci di suolo che poi arrivano in falda e diventano effettivamente a essere dei laghi naturali. Qui torniamo in Veneto, qui siamo a Ponzano Veneto, quell'altra era Ravenna. Il lago che è tutto fuorché naturale, ma è una cava arrivata in falda, ebbene sono 500 metri quadri di erosione, di estrazione continua, che poi appunto è arrivata alla falda, e la falda tira su acqua. Quindi cos'è? È un bel laghetto nel paesaggio? No, è una cava che, come dire, ha mangiato, ha eroso più di quello che poteva. Ecco. Ebbene, le cave sono veramente quasi impossibili da rinaturalizzare. Questo per farvi capire che anche questo è consumo di suolo. E allora vogliamo parlare delle monoculture. Poi la monocultura del Prosecco effettivamente, quando andrà, ci dirà quando dobbiamo parlarne. Siamo tutti abbastanza, come dire, forniti di armi, ma le monoculture non è solo appunto il nostro paesaggio culturale dell'UNESCO, ma sono anche quei grandissimi latifondi che magari per
noi sono molto interessanti dal punto di vista estetico, le colline del Prosecco dal punto di vista estetico sono molto affascinanti, ma poi eticamente c'è uno sfruttamento del paesaggio e anche un uso dei pesticidi, come dire, inquietante e fortissimo. La monocultura porta appunto una individualità poi dell'uso. La monocultura mi toglie la possibilità che ci sia vicino a me un amico, che ci sia vicino a me un collega che magari si occupa di altro, che magari si occupa di allevamento. Io non posso più allevare in un pascolo che è vicino a una grande estensione agricola che è stata coltivata e che quindi aveva magari la necessità di avere dei pesticidi. Io nel mio prato accanto non posso più fare pascolo perché è stato inquinato. Allora, come vedete, il consumo del suolo è un qualche cosa di molto più ampio rispetto a solo effettivamente la cementificazione. Ma soprattutto un'altra cosa inquietante, e poi io chiudo per poi riaprire tante cose, è un'altra che mi ha sempre, come dire, sconvolto, perché in qualche modo poi sembra che da noi vada tutto bene, no? La prima regione turistica, abbiamo un PIL altissimi, però in realtà dobbiamo veramente chiederci se è il Veneto che vogliamo. Allora il concetto di queste macro regioni, anzi non macro, mega regioni, il concetto di queste mega regioni che un po' tutti ci unisce, no? La Lombardia, dicevamo prima, il Veneto, anche il Piemonte, eccetera, eccetera. Ma se voi parlate con degli amministratori, soprattutto in modo, come dire, interregionale, allora sentirete che si parla di mega regioni, tra cui assolutamente il Veneto è incluso, sono soprattutto le regioni del nord, e gli si dà quasi sempre un nome. E il nome che si dà a queste mega regioni è il nome delle autostrade che, come dire, le oltrepassano. C'è la mega regione A1, A4, no? Dal Piemonte che arriva praticamente fino al Veneto. Ecco, fino a che noi continueremo a utilizzare questi strumenti, ma anche, come dire, di parlarci tra noi, parlando appunto di un'autostrada che diventa nome, considerate quanto il toponimo è importante, e qui allora vorrei parlare quasi di una sorta di geografia storica dei nostri territori. Ricordiamoci quello che siamo anche attraverso i nostri nomi e i nostri toponimi storici, ma nel momento in cui come nuovo toponimo usiamo, come dire, il nome di un'autostrada, allora effettivamente dovremmo ripartire da zero, perché le mappe economiche di questi intrecci sono importanti, le abbiamo notate, ma non devono essere l'unico nostro riferimento e soprattutto non devono arrivare quasi come una sorta di DNA implicito e inconsapevole a diventare quasi un dato di fatto. Io mi volevo fermare qui per poi ripartire. Sì, grazie. Volevo chiedere una cosa sulla base anche di questo spunto di cui prima si parlava sulle colline del Prosecco, e c'è una figura che scorreva prima, Paolo, ci vogliono 2000 anni per creare 10 centimetri di suolo all'orivista. Non so se la ritroviamo, comunque basta che ma è solo per ricordare con un'immagine. Ecco, questa figura, devo dire che allora intanto ci mi ha colpito nel profondo, nel senso che se facciamo la raccolta nell'umido, no? Proviamo a metterlo in giardino, ricrea un po' di questo suono, no? Allora cosa c'è che non va? Poi quindi come
effettivamente possiamo dire che ci vogliono perché possiamo dire che ci vogliono 2000 anni per creare 10 cm di suolo, quando se io faccio un po' di compostaggio qualche cosa salta fuori? Questa è la prima domanda. E poi se vogliamo legare effettivamente questo discorso in modo più questo discorso anche crudo, se vogliamo, sulle colline del Prosecco, a questo discorso dei 2000 anni per creare 10 cm di suolo, vi ringrazio. Allora, quello che noi facciamo nei nostri orti, giardini, si chiama ammendante, non è suolo, va bene, attenzione, cioè quindi è materia neanche unica, comunque va bene, materia organica, degradata, che poi può essere usata nel suolo. Ma il suolo è fatto di minerali, quindi più o meno per la metà, dopodiché è fatto di questa materia organica che deve essere anche a una percentuale molto bassa nel suolo, ed è fatto di aria e acqua, quindi quello che noi facciamo nell'orto è una sorta di alimento per il suolo, ma non è suolo, va bene? Ecco. Quindi la produzione, la mineralizzazione anche di parte di questa materia avviene come dire, ci mette tantissimi anni, va bene? E quindi in realtà il suolo in condizioni naturali è questa la dinamica che segue, non ne segue un'altra, no? Questa è una cosa che mi chiedono spesso, non si può accelerare perché abbiamo fretta, no? Cioè perché la betoniera corre, ma non si può allora accelerare anche la ricostruzione dei suoli? No, non si può. Qui dobbiamo anche imparare a immaginarci, qui torno sulla domanda alla politica, perché sennò facciamo, immaginare il futuro alla velocità della natura. Sì, questa è la questione. Quando io leggo, come sto leggendo in alcuni festival estivi, transizione ecologica e digitale, è già una fregatura, perché il digitale è una nuova parola per riproporre il produttivo, ok? Quindi se me lo stai mettendo di fianco al digitale mi stai corrompendo, scusate, se me lo metti di fianco all'ecologico già mi corrompi l'ecologico, perché strizzi l'occhiettino già la soluzione e tu non vuoi cambiare. Allora noi dobbiamo metterci in testa che dobbiamo cambiare. Cioè non è che dobbiamo prendere delle pezze che si chiamano qualche rimedio per l'agricoltura, qualche cosa, perché così riusciamo comunque a mantenere la schifezza che abbiamo fatto, ma un po' meno schifezza. No, dobbiamo cambiare. Capite che non serve a niente avere dei pannelli solari, neanche meno a terra, su cui io sto facendo una battaglia incredibile, ma non serve un cavolo, neanche tenerli sul tetto, se poi tieni le luci accese e non ti servono. Cioè se tu continui a sprecare energia, che cavolo me ne frega che la sprechiamo se è sostenibile? Ma siamo sempre grulli noi che la sprechiamo. Allora capite cosa sto dicendo? Sto dicendo che come il suolo, come l'energia, come il bosco, noi abbiamo bisogno di formazione, abbiamo bisogno di ragionare in modo ecosistemico, capendo dalla culla alla bara come funzionano le cose, non a pezzettini. Ma io faccio la raccolta differenziata in casa, sono bravo, sono figo, c'ho 8 auto, però quella è un'altra questione. No, non è un'altra questione, è la stessa questione, capito? Non è che questa è la questione. L'altro disastro politico è che ognuno pensa su un velivolo. Ognuno pensa su un velivolo. E il comune, il sindaco del comune dice: ma io sono bravo, e chi se ne fotte che sei bravo? Cioè la grande sfida è che la dimensione ecosistemica, la dimensione del suolo, il lavoro del suolo sta domandando alla politica di mettere in piedi delle cooperazioni, delle alleanze, delle azioni che vanno al di là dei confini amministrativi. Ma voi pensate che un lombrico, un ape, un acaro si fermi al confine del comune di Longarone perché non va al di là? Non ne frega niente del sindaco. La natura funziona con le sue leggi, le nostre sono delle pezze. Allora anche questa è una cosa da far capire. E siccome noi invece vogliamo imporre e immaginiamo che facendo un po' di compostaggio in giardino ce la caviamo, insomma, non è questo che volevi dire, ovvio, però perché molto spesso ci attacchiamo a dei rimedi che però non funzionano e men che meno funzionano se non sono riportati alla scala
corretto. Il dramma, il cemento di Cortina è responsabilità anche di Milano, anche se si sente quando Milano finge che non è vero. No, è avuto le Olimpiadi insieme anche alla sindaca di Cortina, intendiamoci, insieme ai presidenti regionali, una grande squadra, qui sì che hanno fatto alleanze, no? Perché c'è la grana, c'è la reputation, c'è la visibilità, c'è il turismo, c'è gli skate fondamentalmente, c'è il soggetto pubblico che paga, il soggetto privato che incassa, guarda, lì dobbiamo metterci tutti d'accordo, perché cavolo, mica siamo scemi. Allora, però attenzione, il fatto che Milano, che non è vero, dica di non consumare suolo, non è vero, intendiamoci, perché continua a usare dei confini amministrativi entro le quali misura la sua volontà politica, oggi è un errore. Perché il fatto che tu sei promotore dei commerci online, la logistica me la fanno a Via di Gulfo, che è 20 km da Milano, ma è ovvio che il capannone di Amazon non te lo fanno alla periferia di Milano, dove le aree costano un casino, dove non hai più aree, te lo fanno a 30 km dove tu paghi le strade, tu, regione, paghi le strade, le aree non costano poco, riusciamo a convincere quei 4 agricoltori che nel frattempo li abbiamo affamati, che nel frattempo li abbiamo tolto tutto, sono alla canna del gas, magari qualche alluvione mi aiuta anche a convincerli, perché poi funziona così, e quindi facilmente compro le terre, anzi mando il geometra locale a convincere di vendere le terre, perché viene raccontato da un bellissimo libro che Feltrinelli forse dovrebbe portare, anche altri libri, poi un giorno magari scrivo Feltrinelli spiegando una bibliografia ecologica, Simona Vinci Rovina, è un romanzo in Audi, che si fa fatica a trovare nelle librerie purtroppo, ma che racconta la storia di come un geometra finge di innamorarsi con una che era la figlia della zia che aveva un terreno sulla via Emilia perché voleva farci un'utilizzazione. Ora sembra una storia paradossale, ma non lo è, non è normale. Io raccolgo un sacco di storie di persone che hanno aziende agricole ma sono nel consiglio comunale, ma poi ma qui, ma sì, ma su, ma giù. Come raccolgo storie, quest'anno ne ho scritta una, andate a vedere sul sito di Alta Economia, curo una rubrica che si chiama Piano Terra, ne ho scritta una che è venuto fuori un polverone, perché alle porte di Milano, a proposito, una grande società che fa logistica molto grande, come quella che sono in Veneto, voleva realizzare nel parco agricolo un impianto logistico da 64 ettari, il 10% del consumo solo Veneto in un colpo solo. Ragazzi, in Lombardia, siamo lombardi, andiamo a prendere il giardino di Elero con la compostiera, no, cioè 64 ettari. Allora cosa fanno questi signori? Mandano avanti il geometra locale e poi vanno loro, no? Che sono muscolosi, voi immaginate come se arriva a casa vostra l'amministratore delegato di Amazon, ve la fate sotto, no? Cioè un pochino, diciamo, si muore, no? Tanto ricordate il portafoglio, e allora questi signori vanno al comune, parlano col sindaco, se io devo andare a parlare col sindaco devo mettere in coda, ma loro riescono straordinariamente a saltare la coda, vanno, parlano col sindaco e gli dicono guarda che noi vorremmo fare questa roba, abbiamo 6 milioni in pronto cassa da darvi perché questo tu metti a posto l'asilo, i cessi dello spogliatoio del campo da calcio, poi te servono per raccogliere voti, intendiamoci, non è che servono perché così quando ti spogli dopo la partita la doccia è calda. Noi chiediamo dei 6 milioni in un comune così, wow! Ma il sindaco straordinariamente dice no. Ma attenzione cosa succede. L'assessore di questo piccolo comune è anche dentro questo progetto di Milano Green che è la forestazione urbana, no? Piantare alberi. Giusto, siamo tutti d'accordo a piantare alberi, se smettessimo anche di consumare suolo, perché sennò che faccio? Rischio che questa cosa bellissima sia greenwashing. Allora, questo assessore lì non gli viene in mente da politici festival della politica che questa gente che va in giro a
questa roba sia una cosa da portare all'attenzione regionale, all'attenzione nazionale. Non pensano che questo metodo possa capitare anche, non lo so, magari in provincia di Vicenza? No, non pensano, sicuramente non capita. Provincia di Verona no, provincia di Verona no. Cioè non capite dove scivola la politica? E alla mia, io li ho intervistati, ho intervistato i direttori dell'economia, perché io ho scritto questo articolo, non avevo visto come avesse scritto questo articolo svelando questo fatto, e ero venuto a conoscenza. Allora, con chi non vogliamo parlare? Ok. Allora, il direttore dell'economia ha fatto un'intervista, che non ho ricordato, e loro dicono proprio così, il direttore gli spiega, ma non avete sentito, come dire, l'obbligo morale, etico, politico di raccontare questo assalto al suolo per farla diventare storia da cui difendersi, no? La risposta è stata agghiacciante, però che ci insegna molto. No, perché il nostro compito non è quello, il nostro compito è stato dire di no. È finita lì. Come è finita lì? Non è finita lì, capite? La politica non è amministrazione del territorio, come purtroppo i sindaci amano farsi chiamare, sono un amministratore, ma devi sei un politico e come politico devi fare lotta politica, devi evidenziare le questioni, devi sapere cos'è il suolo, devi piangere quando vedi questi cartelli, ci vogliono 2000 anni e tu te la fai sotto per 5. Cioè, capite? Ecco, la politica secondo me è questa roba qua, è riuscire a raccontare la questione, cioè tu non devi essere un corpo, ma quando ti sto spiegando che sono uno spessore, che è un ecosistema, che è pieno di vita, che non ci sono miliardi di unità di vita, che ci mangi, sequestra carbonio, fa un sacco di cose, tu non devi sapere come ne so io le cose, per carità, ma devi innamorartene, devi impazzire, devi denunciare le robe. No, io sono un amministratore. Che politico? Capito? Cioè io mi occupo al limite, ecco, dice lei, al limite io ho detto che i cittadini come fare l'orto, ecco, già quello è stato difficile, basta. No! Ma la cosa capita nel comune di fianco, non è nel comune. Ma non hai capito che le cose ecologiche riguardano tutti, ad Milani. Cioè fare politica a Milani diceva che è occuparsi delle cose degli altri, non delle cose sue proprie. Quello se no è fare egoismo, non è fare politica. Allora la lezione del suolo, la lezione di un bosco ci insegnano questo, ci insegnano la generosità, ci insegnano che dobbiamo andare oltre i confini delle cose che facciamo, dobbiamo fare lotta sulle questioni. Ecco, questo è quello che manca secondo me, oltre alla conoscenza, è che il sapere senza il sentire non va da nessuna parte, il sapere non va da nessuna parte, c'è bisogno del sentire anche, capito? E il sentire senza il sapere non va, quindi è la coppia che nei politici manca, poi manca altre cose, prendiamoci, però questa coppia è un problema, sulle cose ecologiche è un casino. Giovani, cosa ne pensate? No. Sì, se è cattiva sì, se è accomodante no. Ah sì, vada come trovo. Cioè, se mi sentite, ieri proprio qui si parlava di il tuo nome, il tuo programma di lotta. Ciao, ok, si sente? Troppo? Ok. Allora, ieri proprio qui si parlava di diciamo, campagne elettorali, di quello che è anche il compromesso tra quello che può essere un programma politico e gli elettori, e come anche trovare quelle che sono le spinte per mandare avanti un certo programma politico. Lei prima parlava di sindaci come non amministratori ma politici, che è un po' quello che bisognerebbe pensare anche rispetto proprio a una lotta, che poi parlava anche di transizione ecologica, transizione digitale, ma poi ci sono anche tutti gli altri aspetti della transizione sociale e tanti altri. Di conseguenza quello che io volevo chiedere è, dato che ahimè ci troviamo a dover andare avanti in un mondo che sottostà a certe leggi sia economiche ma anche purtroppo di progresso, come si riesce a trovare un compromesso per far sì che le questioni ecologiche vengano affrontate sotto una prospettiva organica e integrata
anche come interessi politici ed economici, cioè come quello che vorrei dire anche riportando il fatto che ieri si parlava di questione elettorale, cioè come si può fare in modo che le questioni ecologiche, questa immagine, ma anche il semplice fatto che in quel lotto probabilmente bisognerebbe essere, cioè in quella zona si sarebbe dovuta affrontare la questione non sotto forma di estensione di terreno, ma con una prospettiva più ecologica, nel senso più ampio del termine, ma facendolo passare come necessità politica, economica e anche con una prospettiva a lungo termine di transizione. Se mi sono spiegata. Nives. Fantastico. No, beh, tu devo saperlo, che sono quelle persone, ognuno c'è un nome, un carattere, una voglia, un desiderio, un'incazzatura. Non so, vuoi rispondere tu? Allora, bisogna necessariamente fare lobby. E ti dico anche perché, io da un po' del tu a tutti, quindi. Allora, dal punto di vista elettorale, gli amministratori, e qui io continuo a ribadire che il termine politica è talmente alto come valore che dovrebbero innanzitutto i politici capire cosa significa politica, soprattutto, come dire, partendo quasi anche dalla storia, ma bisogna fare lobby. Allora adesso gli elettori, cioè le lobby elettorali che contano per un amministratore o per un futuro amministratore sono l'industria, ok? Magari i contadini, e poi volevo raccontare una cosa proprio in relazione alle colline del Prosecco, sono dei gruppi che in qualche modo contano. Allora perché non iniziamo noi come cittadini a contare, a fare massa gruppo, che non necessariamente dobbiamo, ecco, io su questo forse sono più alla doppia, cioè non necessariamente dobbiamo farlo lottando, ma appunto dobbiamo farlo parlando, e per parlare bisogna anche conoscere, quindi ben venga che ci sia qualcuno che ascolta, ma qualcuno anche che parli, cioè bisogna conoscere per poi iniziare a parlare insieme. Ecco, nel momento in cui c'è una lobby riconoscibile di cittadini che oltretutto dicono cose giuste per loro, per il futuro dei loro figli, adesso questa cosa è sempre molto scontata, però sinceramente io sono preoccupata di quello che potrà succedere tra 50 anni e anche prima, molto probabilmente, anche oggi e domani. E nel momento in cui si è una lobby, a quel punto si può essere forti come Confindustria, ad esempio, no? Quando si va a parlare con un amministratore e a chiedere le cose. E devono essere delle lobby però coscienti e conoscenti, okay? Conoscenti del proprio presente e del proprio futuro, senza troppi schematismi, nemmeno, come dire, politici, destra, sinistra, sono le persone che contano. E allora gli amministratori potranno essere, a quel punto dovranno effettivamente ascoltare, magari non ascolteranno te, però purtroppo, o anche per fortuna, perché poi si potrà incidere, ascolteranno quel gruppo di voti, ci chiamiamo così, siamo un voto, non siamo persone, però in quel momento specifico noi saremo la persona, perché si arriverà effettivamente ad incidere. Ecco, forse questo potrebbe essere una risposta, non so Paolo. Potrebbe essere una risposta. Io sono anche dell'idea che dobbiamo provare a vivere e a pensare senza mettere il compromesso prima della soluzione. Tu hai usato 2 o 3 volte la parola compromesso. Ecco, proviamo a fare tutto l'esercizio senza usarlo. Senza usarlo. E oggi la politica gioca molto su questo. Parte subito dicendoti no, ma bisogna fare il compromesso, la mediazione. Ma perché? Io quando mi dicono così gli rispondo ok, andiamo davanti all''ndrangheta, facciamo subito il compromesso. Ma perché? Anche no. Allora, non è che tutto è da fare il compromesso, non è che il compromesso è per forza di cose l'anima della politica.
ma che no, su certe cose deve avere il coraggio del contrario, di portare avanti il futuro, no? Qual è il futuro con questo presente? Immagini di portare avanti delle questioni, guardate, lo diceva Luigi Naudi all'indomani dell'alluvione del Polesine, che a volte richiamava il Presidente del Consiglio, che era Alcide De Gasperi, qualcosina, ecco, lo richiamava, cioè torna a Roma, scrive una lettera ad Alcide De Gasperi incazzatissimo e gli dice che a volte fare politica significa fare delle cose che la cittadinanza non vuole, che non le capisce in quel momento. Allora, quindi gli sta dicendo, guarda, che devi fare delle cose buone che non è detto che tu le ottenga col compromesso. Lo ottieni perché è corretto, lo capiranno dopo. Chiaro che deve essere corretto, quindi deve essere basato sulla correttezza, sulla giustizia, ovviamente, ci mancherebbe. Però questa è un'altra dimensione che oggi la politica non vuole affrontare e credo che parte per quanto riguarda le cose del suolo, delle ecologiche, perché non ha le conoscenze, slitta, è un disastro. Cioè tutti parlano di clima, ma che è il clima? È il medio? No. Cos'è la neve? Cos'è l'acqua? Come funziona l'acqua? Cos'è una pianta? Serve per fare un selfie perché già a Pesa lo stanno portando a non essere le piante su dei carrelli, le portano in giro nelle piazze. Anziché bucare le piazze per ridare dei pavimentari, no? Però questa è vista come un'azione green, ma green di cosa? Cose green. Allora è evidente che abbiamo bisogno anche di cittadini che cominciano a impossessarsi di queste conoscenze, come dicevo prima, e le replicano. Questo è un cartello fatto dagli studenti. Io sono felicissimo, perché è una cosa che scrivo nel libro. Bene, mi hanno invitato una sera a Erba, un po' un comune in Lombardia si chiama Erba, cioè voglio dire, voglio dire, e dove ci identificano come se non ci fossero domani. E prima del passo del Pisano, per i ciclisti è un passo importantissimo, no? C'è anche il tempio del ciclismo, no? Eppure sotto ci identifica. Allora c'è una studentessa bravissima, super del mio corso, che dopo un anno mi chiama, 3 mesi, non mi ricordo, mi chiama e mi fa: professore, può venire a presentare il libro? Allora ha fatto questa bellissima presentazione di un chiostro verde, una cosa meno elegante di questa, ma sempre bella. E ha cosparso il comune di questi cartelli. Anche questo è lotta, cioè lotta per me non è, che l'ho detto anche ai ragazzi a Bologna, nel clima di For Justice, questa roba. Ecco, ok, volete mettervi sulle autostrade, è la vostra scelta, ma ci sono tanti linguaggi che possono essere utilizzati. E non pensiate che quello culturale arriva dopo, arriva prima. Perché dove puoi fregare in questo momento la politica è sul terreno dell'ignoranza. Attenzione che la più grande miseria, nei Miserabili di Vittor Hugo dice che la più grande miseria è l'ignoranza. Non è la mancanza di reddito, pensate che no, c'era questa cosa nella Parigi di quel tempo, che era peggio di quella di oggi. Allora, qui c'è un lavoro da fare, che non è compromesso, ma che è conoscenza. Io giovane ti interrogo, che era il grande lavoro ragazzina svedese di Greta, il grande lavoro di Greta che non è stato capito, no? Che è un piccolo, ti sta sollecitando sul tuo ruolo ma anche sulle questioni, tu non le sai e tu sei lì a decidere, ma che compromesso dobbiamo fare? Ma perché devo fare un compromesso con uno che non sa cos'è il suolo? Non l'ho capito. Allora qui bisogna, da questo punto di vista, alzare la voce, dare voce a ciò che voce non ha, che è un po' il mio slogan, dare voce a ciò che voce non ha. Poi dopodiché parleremo del compromesso, ma dopo. Cioè la sfida è non che dobbiamo fare contabilità elettorale, non bisogna trovarsi per fare contabilità elettorale, ma ne frega niente. Quella te la fai tu. Un problemi tuoi se andare fuori dalle fabbriche che non sono più, fuori da Amazon, voglio vedere se ci vanno fuori da Amazon, un mazzo così di fatto. Ho capito, Prego. Però le questioni
Io non scrivo per me, io scrivo per i lettori. Quindi ho fatto una scelta con questo libro di cui ho portato poche copie, perché so che voi pure li comprate tutti, infatti io l'ho già ritroverati, però mi hanno detto figurati se le comprano, quindi adesso voi li comprate tutti e mettete in crisi qui, che ne ha prese poche, capito? Così la prossima volta li i libri ecologici anziché dei romanzetti, no, scusate, romanzetti inglesi. Però voglio dire, questo libro, io sono un professore ordinario, top, tanta roba, al Politecnico di Milano, tanta roba. Questo libro, nei miei crediti scientifici, vale 0. Ok? Perché? Perché l'editore, perché è divulgativo? Ok? Quindi se io dovessi fare contabilità sulla mia carriera, è la grana che noi prendiamo, perché più noi pubblichiamo, più prendiamo soldi, sappiatelo, pochi, sempre pochi, non sul mio conto corrente, soldi che poi posso investire per fare ricerca, sia chiaro. Però se scrivo delle cose su delle riviste scientifiche che nessuno di voi legge, e neanche di voi, no scherzo, nessuno di voi legge perché non sono alla vostra portata, perché non bisogna pagare per lei e così via, io faccio carriera, ok? La mia università ha un ranking altissimo, figo, wow. Se io scrivo questo, no. Allora, quindi c'è anche questo problema, che la classe culturale che dovrebbe spingere il paese da altre parti, per varie ragioni, anche per disimpegno civile, intendiamoci, quindi è colpa nostra, sia chiaro, anche colpa nostra, non nascondiamoci ai fili d'erba, e per dei sistemi contabili, amministrativi, di fatto si è creato questo distacco tra le conoscenze indipendenti e la politica. Guardatevi i programmi del Festival dell'Unità, andate a vedere se sono stati interrogati gli scienziati sulle questioni climatiche, dategli un'occhiata così, giovani, incazzatevi. Magari è successo, però io vi consiglierei di andare a vedere. Signora, come si chiama? Mi chiamo Luciana Piovesano. No, ma anche Luciana. Luciana. A proposito dei cittadini, io mi rivolgo a questo palco, a tutto il palco, con un grido di aiuto. Io vi chiedo aiuto perché sono tanti anni che veniamo al Festival della Politica, sentiamo bellissime parole. Qui a Mestre bisogna fare i fatti. I fatti sono che c'è un ex monastero benedettino con una torre millenaria in vendita. L'assessore risponde, è di un privato vende chi vuole al prezzo che vuole. Allora noi siamo un gruppo di lavoro e noi cittadini, signor geologo, noi certe cose le sappiamo, chi frequenta il Fontego sa tante cose, da anni le sappiamo, abbiamo bisogno che voi ci aiutate. Io ho scritto a mano sempre al Presidente Zaia, al Presidente Brunetta, dicendo aiutateci a realizzare ciò in cui crediamo, ciò che amiamo. Questa torre millenaria è la nostra identità perché è una torre di vedetta dei veneziani, diventata campanile per i trevigiani, quindi condivisa fin dall'inizio. Noi vorremmo condividere questo posto che è da acquistare e si fa una valutazione. Io dico, se è la Regione Veneto, se è il Comune di Venezia che dicono questa cosa interessa ai cittadini e ci interessa, i cittadini queste cose, tante di queste cose le sanno, però non sanno come agire. Io chiedo che questo luogo, che ha 17 ettari di terreno, diventi quel terreno di cui ha parlato il geologo, diventi un luogo dove si studia il terreno, dove si studia le bonifiche dei benedettini, le idrovore, il nostro territorio, dove invitiamo i ragazzi a conoscere il territorio e a farlo diventare cultura, farlo diventare incontro intergenerazionale. Abbiamo una possibilità nuova, che io sono 4 anni, ripeto, il primo articolo l'ho fatto Martatico per l'ultimo giorno del Festival della Politica, era l'8 settembre 19, 4 anni fa, perché sono oltre 4 anni che lavoriamo, perché c'è questo discorso adesso si chiama crowdfunding, no? Ecco, io parlo di un crowdfunding internazionale e ci viene incontro il governo, permettetemi di dirlo, il governo del ministro Tajani ha nominato il 2024 anno del turismo delle radici.
Invitiamo i nostri migranti a tornare nella nostra terra, nel nostro Veneto, a tornare nel loro paese d'origine, ma perché no, anche a vedere come è diventato il Veneto nel bene e nel male in questo tempo. Quindi io invito l'architetto che fa pianificazione, che fa rigenerazione architettonica, ma anche proprio in un discorso urbanistico. Noi abbiamo bisogno di voi, aiutateci per favore, non possiamo perdere quel posto che va di mano ai soliti arabi cinesi, che a Venezia non si può fare niente e compra tutto, ma qui forse possiamo fare qualcosa. Grazie di questa possibilità. Nives, hai visto la signora Luciana è tosta, brava, fate l'applauso, signora Luciana. Ma un applauso, figo, Ma io sapevo che qualche consigliere regionale doveva venire qua, non ce l'abbiamo qui qualche consigliere regionale? Non ho preso il popoletto, il treno, non è arrivato. Ce l'abbiamo o no? Impegni istituzionali. Sono tutti al Lido, no? Al Lido Al Lido, in Castello. Ah, scusi. No, aspetti un secondo che rispondiamo alla signora Luciana. Allora, certo, è il comune che deve comprarsela, è la regione che deve comprarsela. Praticamente, certo, voi crowdfunding e pagate la cifra. Se no, io credo che ci sia un meccanismo di prelazione da parte delle amministrazioni pubbliche per acquisire dei beni patrimoniali, come non è stato fatto, le do una brutta notizia, proprio quest'estate, proprio nel cuore dell'alluvione romagnola, nel parco del Delta del Po, quindi a 2 passi da qua, 500 ettari che sfociano sull'Adriatico, disastrosamente il comune di Ravenna si è distratto e la provincia di Ravenna si è distratta perché loro non hanno, come dire, sulla pelle viva i segni di qualche disastro ambientale recente, quindi si distraggono. L'Emilia Romagna si è distratta e così 500 ettari di parco sono caduti nelle mani di un immobiliarista cieco, non cieco, ecco, che ci vede bene da quel punto di vista e che chiaramente non è che l'ha comprato per allevarci le lucertole, le lisce o per avere un'oasi di biodiversità, no? E per dare una lezione all'Italia. No, perché ci sono pendenti, anche se viene negato, dei diritti edificatori. Quindi è chiaro, e disastrosamente sia il parco che il comune avevano il diritto, cioè perché così dice la legge, avrebbero potuto comprare i soldi ed erano stati messi a bilancio. Quindi, ahimè, noi possiamo fare poco, se non dare evidenza forse a questa cosa, però dovete mandarci tutti i materiali, adesso devo scrivere l'ennesimo articolo, ma lo possiamo fare, credo, ma va sollecitata la politica, Nives. Qualcuno deve prenderselo il testimone da Luciana e anche l'energia. Questa è la cosa che credo che Luciana ci stia dicendo, ragazzi, ma tutti noi dobbiamo fare gran casino su questo. Questa è la questione per cui la politica deve vergognarsi di non occuparsi di queste cose, però la politica deve lavorare su questo. Cioè, noi possiamo dare evidenza, se potessi comprarlo e regalarlo, guardi, ecco, che poi non sono geologo, non sono architetto, che sono? E in una finestra temporale di questo paese matto, a un certo punto hanno laureato delle persone con il titolo di ingegnere per la difesa del suolo. Io sono cascato di dentro, orgogliosamente, e quindi sono ingegnere per la difesa del suolo, però pensa che roba. E la pianificazione territoriale. Però prima di la difesa del suolo e la pianificazione territoriale proprio erano anni, capito, di pazzia, oggi, ma figurati. E io ho proprio il diploma di difesa del suolo, quindi ogni mattina non so nemmeno dove ce l'ho, ma fa niente, nella mia testa c'è questa cosa della difesa del suolo, tutto il compromesso, difesa. Hai capito? Niente, lascia fare. Dai, poi ci vuole Luciano, capisca la energia. Se posso portare un piccolo esempio effettuato qui vicino nel comune di Confina con Mestre, che è Mogliano Veneto, quando abbiamo scoperto che la perdita
di 1 ettaro di suolo per quello che è il conteggio che si fa con i servizi ecosistemici ha un valore concreto che può essere trasformato in euro, noi che siamo attivi sul territorio da anni l'abbiamo comunicato al nostro comune che stava applicando il piano degli interventi, cioè la traduzione in pratica del piano di assetto del territorio. Quando hanno fatto il conteggio, e si trattava in questo caso di valutare quanto costava perdere alcuni ettari di suolo per l'applicazione a terra di pannelli fotovoltaici, il comune ha preso in carico questa notizia, che evidentemente era sconosciuta a tutti, e si è opposto a questi 9 ettari di pannelli fotovoltaici al suolo. Da 50 anni che ci battiamo su queste cose, uno dei pochissimi momenti in cui siamo riusciti a intervenire in concreto per salvaguardare un pezzo di territorio. La questione è ancora in sospeso, non è detto che poi questo non passi, però per il momento sembra che al suolo questi pannelli non si riescono a mettere perché secondo l'ISPRA i pannelli posizionati al suolo sono ancora oggi consumo di suolo, mentre per altri invece non lo sono. Ecco un piccolo esempio che, conoscendo le cose un po' anche a livello locale, in qualche caso, non sempre, quando parli di schemi, soprattutto a noi veneti, che lo mettiamo in testa a tutto, anche il politico che è sindaco si scuote un attimo e si rende conto che qualcosa si può ancora fare. Tecnicamente non è consumo di suolo. No, tecnicamente è consumo di suolo reversibile. È un intervento reversibile in cui non c'è impermeabilizzazione perché sono piantati su sostegni, piantati a secco, senza nessun uso di l'ISPRA ha usato un metodo molto restrittivo che non condivido, per cui l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra non è un intervento reversibile, non è un intervento che impermeabilizza, dopodiché da studi scientifici si è addirittura scoperto che dopo 20 anni, dopo alcuni anni, il terreno che era prima usato in maniera monointensiva, monocolturale e intensiva con uso massiccio di pesticidi, fertilizzanti, tutto qua, si è addirittura ricreata quella biodiversità che era andata persa, biodiversità intesa come insetti impollinatori, sono ritornati in quel luogo dove prima erano scomparsi a causa dell'agricoltura prima che c'era. Allora, dire che il consumo di suolo è tecnicamente e scientificamente sbagliato. Ecco, anche se tu sei un ingegnere a difesa del suolo, io sono un professionista che mi occupo di... Allora, lei tecnicamente, poi io lo conosco scientificamente, però scientificamente non è come dice lei. E se volete potete leggere un articolo che ho scritto e che riguarda sull'economia che ho fatto una ricerca bibliografica e non è come dice lei, ok? Quindi, 1. 2, certo, se io prendo un terreno disperato, va bene, qui ha passato 30 anni che ci ho buttato glifosato come se non ci fosse un domani e lo faccio riposare, gli metto, gli appoggio, certo che dice anche se mi metti una coperta che sopra sono 50 gradi sto meglio, tante grazie, ma peccato che non li mettono i pannelli fotovoltaici sulle agricolture redditizie, ma li vanno a mettere sulle aree, va bene, e quindi su questo in ogni caso i criteri del Ministero non prevedono questa distinzione e quindi l'arrembaggio, punto. Quindi qui c'è una grossissima questione, che dico, sono economista del Comitato Scientifico del Rapporto Nazionale sul Consumo di Suolo e quindi sono molto d'accordo in quello che abbiamo poi lavorato come ISPRA. Detto questo, tornando a noi, cioè bisogna riempire, secondo me, le città di quei cartelli e di altri su cosa è il suolo, capite? Cioè, quindi di Vaniles, cioè, anche a Luciano, cioè, se no la gente passa di là, non vede le cose, non le capisce. Quindi non è che voi qua siete raccolti e poi ve la cavate, no, presto a casa, prendete dei fogli, dei lenzuoli vecchi, cominciate a scrivere queste cose e cominciate a prenderle. Cioè bisogna andare così, perché se no non riusciamo a moltiplicarci. Quindi ognuno di voi si è capito ed è d'accordo, voi dirà no, adesso va bene, poi dirà così e voi direte il contrario. Però se non lo dite è più probabile che lui abbia più voce. Attenzione, Quindi anche la partita è molto su effetto moltiplicatore.
Adesso io come esercito la mia capacità politica? Come faccio? Perché i politici non sono quelli eletti e nominati, li smettono di fare politica, li fanno contabilità, ragioneria elettorale, è un'altra roba. Ma io, lo diceva Norberto Bobbio, una roba senatore di vita, filosofo, politico, c'è una cosa meravigliosa che ho ricordato in Senato quando sono stato invitato a presentare il libro, che dovevo dire ai senatori che lo studiano, però non è solo dirglielo. Cioè, allora ho beccato Norberto Bobbio che diceva una cosa bellissima, due cose bellissime. Uno, diceva che tutti noi facciamo politica, dobbiamo fare politica, ognuno col suo mestiere. E due, diceva, pensate negli anni 80, diceva non è possibile tirar fuori questo paese dal casino se continuiamo a immaginare di praticare una cultura dilettantistica. Diceva così, da senatore, dilettantistica. Cioè noi pensiamo di poter fermare la cementificazione non sapendo cos'è il suolo. No, non possiamo farlo. Certo, dobbiamo probabilmente Nives dovrà uscire un po' meno la sera e studiare un po' di più, e questo è faticoso, è vero, è faticoso, è drammaticamente faticoso, però questa fatica, questo lavoro culturale alla Bianciardi, quando la sinistra studiava, ecco, questo lavoro culturale è fondamentale, è veramente fondamentale, non esiste, lo dice la FAO dice che il più grande nemico del suolo è l'ignoranza, dice così la FAO, attenzione. E comunque sia, per tornare al pannello solare, che è un dibattito molto acceso, in ogni caso, che abbia ragione lui, che abbia ragione io, che abbia ragione un terzo, fin quando ci saranno le superfici dei tetti dei capannoni, fin quando ci saranno i parcheggi, non sappiamo che cazzo farne, fin quando avremo una valangata di ospedali pubblici e scuole pubbliche con dei tetti piatti dove andranno fatti là. Quando avremo finito quelle superfici ci parleremo di lei, ma prima no, perché prima viene fatto semplicemente perché è più redditizio per chi li fa. Vado in un campo, capito? Non devo prendere neanche la scala per andare su, vado lì, faccio 6 ettari, colgo un sacco di grana e ciao. Il tetto non è di 6 ettari, cazzo, devo fare accordi con 4 persone per avere un ettaro, cazzo, devo fare gli accordi, certo, è faticoso, però quel suolo lì tu lo usi per produrre cibo, porca miseria. Non per produrre energia e tenere luci accesi, ok? Ma non sprecare un pezzo del cibo, non è questione, non è che, vedete il ragionamento, è interessantissimo il dialogo, lui dice, ma chi se ne frega, ma noi sprechiamo un terzo del cibo, e quindi questo è il fatto che noi siamo spreconi, legittima che possiamo fare, vedete il ragionamento della roba strana, se noi sprechiamo il cibo, non dobbiamo sprecare, non che siccome lo sprechiamo anche il territorio, ma non funziona. Ma chi se ne fotte? Allora, poi l'unica cosa che deve comprendere è la questione, non è solo l'impermeabilizzazione. Quando lei ha detto gli insetti impollinatori, perdoni, scientificamente vi dico, la biodiversità del suolo non dipende dagli insetti impollinatori che stanno sopra il suolo, ma dipende da quello che sta nel suolo, nei 30 cm, che non c'è un insetto impollinatore nei 30 cm, ok? Quindi per dire che ha detto già una cosa che non è corretta. Perdonatemi, io credo sia il contatto momento scambiatevi anche voi gli indirizzi, così. Posso solo due battute. Prima la signora Luciana, io ci sono, ma è importante che ci sia un gruppo numeroso, proprio per quel famoso discorso facciamo lobby, e io sono una dei tanti, ma ognuno, lo diceva qualcuno, non voglio ripetere quel discorso, ognuno vale uno, ma comunque io valgo per quello che posso effettivamente dare in questo gruppo coeso che effettivamente trova dalla politica. Non entro nel merito dei pannelli perché la penso esattamente come Paolo, ma io dico una cosa nel merito appunto dello spreco, non dico alimentare ma in generale. Allora, faccio solo un piccolo esempio, ma che potrebbe essere un micro sul macro. Vabbè, insomma, io
le varie cose, mi occupo anche di biblioteche e di archivi e ho accesso a, come dire, ho studiato moltissimo, soprattutto il 21, sono stati 100 anni dalla nascita di Mario Rigoni Stern. Allora, Mario Rigoni Stern andava nel bosco, nei suoi boschi, e con gli amici, quando andavano a raccogliere i funghi, raccoglievano un porcino, iniziavano a raccogliere e dicevano no, basta questo, basta uno, che è quello che ci basta per farci il risotto per oggi. Quindi è una piccola battuta, oltretutto di uno scrittore grande amante della natura, che non voleva riconoscersi come ecologista, ma insomma strenuo, come dire, così insomma protettore di quella terra che prima aveva visto nelle guerre, ma poi dopo fino alla sua morte continuerà, come dire, la terra più l'uomo, perché è, come dire, una coincidenza e un'armonia che deve essere perfetta. Ecco, questo per farvi capire che noi a un certo punto dobbiamo fermarci. Come dobbiamo fermarci, e forse non so se questa potrà essere, oppure potrà essere un inizio, un'ultima battuta, rispetto, dato che volevamo parlare delle colline del Prosecco, rispetto a quei 630 milioni di bottiglie di Prosecco che nel 2022 sono state prodotte. Cioè io mi chiedo se ci sono realmente necessarie, se non per fare i famosi skei di cui si parlava prima, e utilizzando una superficie agricola in un modo assolutamente intensivo. Poi io quando vado lì a Conegliano eccetera, mi vedo dei paesaggi che mi sembrano meravigliosi, ma molto spesso sotto un'estetica non si cela un'etica dello sfruttamento, appunto moltissimi dei pesticidi che vengono utilizzati appunto per queste colture poi arrivano quindi gli erbicidi, il glifosato eccetera, arrivano nelle falde, tutti i vari fungicidi eccetera eccetera. Allora io dico basta fermarci, e appunto per ritornare alla comunità, dato che siamo un festival della politica, se la comunità appunto con la conoscenza e anche con il rispetto può probabilmente educare i propri politici, e io di questo ne sono assolutamente convinta, con ovviamente la cultura della conoscenza, cioè mettersi lì a capire come stanno le cose, fermarsi, prendo, qualora io sia amante dei funghi, un fungo e non un cesto pieno. Insomma ci sono tanti che ce l'hanno detto, dai politici di spessore agli scrittori, cioè c'è un mondo, come dire, che ci ha detto come bisognava comportarci, adesso dobbiamo solo farlo, tutto qui. Grazie ai nostri ospiti, grazie per questo ultimo invito alla serietà, direi anche. Grazie ancora. Diciamo che sì, c'è una parola di chiusura prima di andare a prendere il nostro spritz senza prosecco. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio i nostri relatori, Andrea Ellero, della nostra cooperativa, voi che siete presenti, il Festival della Politica. Mi porto a casa, diciamo, un po' di parole interessanti che mi piacciono molto: la conoscenza, la lungimiranza, la forza, la speranza e anche la sobrietà. L'incontro di oggi è stato reso possibile, come è stato detto all'inizio, grazie al progetto Veneto Equo, il cui capofila in questo caso è Fairtrade Italia, e come, diciamo così, messaggio e regalo per chi lo desidera ho qui delle cartoline realizzate da Fairtrade Italia da omaggiare appunto a chi è interessato. Per ciascuna cartolina c'è un codice che pianterà un albero. Mi sembrava una bella chiusura. Invito poi chi non riuscisse a trovare i libri, perché ormai esauriti alle bancarelle, i libri di Paolo Pileri, di passare in bottega da noi. Siamo in via Paruto 23, qua vicino.
oppure rivolgersi alla nostra socia lì, che forse ne ha ancora qualcuno, così se lo può fare autografare. Grazie ancora a tutti. Mano alzata? Scusate, c'è qualcuno? Colpo di scena. Colpo di scena, non è finita, poi per chi vuole, io sono qui in prima fila per le cartoline. No, è stato un incontro molto interessante e anche lungimirante sui temi del suolo, dell'ambiente, però quello che volevo dire, voi giustamente proponete anche in qualche modo delle soluzioni eccetera, però no, quando siete qui voglio dire a presenziare che tutto, e quindi si ritorna tutto da capo, perché noi cittadini sì, possiamo fare quel poco, però se non abbiamo una rappresentanza in qualche modo appunto della polis, cioè occuparsi delle cose, delle questioni della città, della civis, come possiamo fare, voglio dire, sono belle parole ma dopo rimangono tali, ecco. Vorreste fare anche senza le belle parole? No, però... Se volete fare anche senza le belle parole, si può fare. È vero quello che dici, però voglio dire, abbiamo bisogno, grazie delle belle parole, abbiamo bisogno delle belle parole, perché, come abbiamo bisogno, perché ci abbeveriamo a queste, e spero, come dicevamo prima, che raccogliamo forze. Io le raccolgo da voi, intendiamoci, lei le raccoglie da voi, perché sennò a sabato ce ne andiamo a fare altre cose. È chiaro che c'è bisogno poi di chi, ma chi ci siete voi? La cosa importante è che voi siete più consapevoli di mezz'ora fa, spero, questa è la nostra speranza evidentemente. Comunque il Prosecco, io davanti a me ho esattamente la biodiversità, le persone sulle sedie, le sedie sono le spalliere di Prosecco. Se voi vi alzate tutti quanti e andate via, rimane tutto ordinato, come il paesaggio del cavolo di Conegliano. Invece è molto più belli con voi seduti, no? Perché la natura non è ordine umano, che noi vediamo quel paesaggio, ma che bello, non è bello. È bello perché nella nostra testa tutto deve stare in ordine, invece è molto più bello. Se io avessi avuto qua tutte queste sedie vuote, sarebbe stato più bello? No, capite? E così è Conegliano. È perfetto. No.